Amici sportivi, quasi tutto pronto per iniziare. Ci troviamo al velodromo Paolo Borsellino di Palermo e oggi si gioca il derby cittadino tra TF e Palermo FC per il campionato Under 14. Nel frattempo ci godiamo l'ingresso delle due squadre in campo. Approfittiamo del consueto lancio della monetina per leggere intanto gli uomini a disposizione della squadra di casa. Troviamo col numero 1 Geraci, col numero 2 Ficarotta, col numero 3 Zacco, col numero 4 Cacioppo, col numero 5 Guercio, col numero 6 Arculeo, col numero 7 Genovese, col numero 8 Boncore, col numero 9 Arcoraci, col numero 10 Cavallaro, col numero 11 Abate, col numero 12 Barresi, col numero 13 Miceli, col numero 14 Avella, col numero 15 Milici, col numero 16 Mandalari, col numero 17 Mineo, col numero 18 Mazzotta, col numero 19 Argano e col numero 20 Di Pietro. Per quanto riguarda la squadra ospite invece il Palermo FC abbiamo col numero 1 Brusca, col numero 2 Barone, col numero 3 Gaeta, col numero 4 Vitale, col numero 5 Carini, col numero 6 Smeraglia, col numero 7 Verdone, col numero 8 Mancino, col numero 9 Schirò, col numero 10 Messineo, col numero 11 Piazza, col numero 12 Biondino, col numero 13 Oddo, col numero 14 Errante, col numero 15 Scafidi, col numero 16 Mulè, col numero 17 Pirrotta, col 18 Corona, col numero 19 Dattila e col numero 20 Seranella. Nel frattempo, prima dell'inizio della partita, le due squadre si caricano. Nel frattempo le due squadre si dispongono in campo, dal lato sinistro con la maglia rosa la TF, dal lato destro invece con la maglia nera il Palermo. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara che arriva proprio in questo momento. Può dunque ufficialmente iniziare. TF Palermo, valida per il campionato Under 14. Possesso TF che opta per il passaggio nelle retrovie. Nel frattempo subito recupera il Palermo che prova ad affondare. Intervento abbastanza duro, lascia correre il direttore di gara nel frattempo e poi pallone che viene messo in rimessa laterale. Recupera il pallone della TF che prova a mandare lontano. E acciuffa il pallone il numero 9 Rosanero. Ancora palla tra i piedi della TF. E prova ad andare sulla corsia di destra. Buona lettura da parte del numero 6 del Palermo che riesce ad agganciare il pallone. Dopodiché tiro murato, ma ancora palla tra i piedi dei rosanero. Lotta il numero 3 del Palermo sul pallone che prova a spedire in mezzo per i compagni. Palla che poi va a sbattere e che dunque si trasforma in una rimessa laterale. Nel frattempo un attimo di problemi, si è staccata la parte superiore della bandierina.
Il direttore di gara prova a sistemarla. Con scarsi risultati finora. Si può riprendere con una bandierina in meno il match. Nel frattempo pallone che termina nuovamente in fallo laterale, sempre per i rosanero. Ancora un'altra rimessa laterale. Va per battere la rimessa Smeraglia. Palla che stavolta termina in calcio d'angolo. Va sempre Smeraglia alla battuta del corner. Pallone battuto in mezzo. Ma attenzione, ancora possesso rosanero, dopodiché riesce ad agganciare il pallone l'ATF che può provare a ripartire. Lancio lungo che va a sbattere sulla schiena del numero 11, ma ancora possesso TF. Dopodiché altro lancio lungo, sempre verso il numero 11 Abate, che termina però in fallo laterale in favore del Palermo. Battuta la rimessa laterale. Pallone tra i piedi del numero 9 che prova il pallonetto e lo trova. Sblocca subito il match l'ATF. A sbloccarlo il numero 9 Alessandro Arcoraci, che con un pallonetto subito porta in vantaggio l'ATF. (1-0) dunque il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. La sblocca subito l'ATF con un gol di pregiata fattura da parte del numero 9 Arcoraci, che sorprende l'estremo difensore rosanero con un pallonetto. Nel frattempo ancora possesso Palermo. La strada si fa subito in salita per i rosanero, che però provano sin da subito a rispondere. Va per allontanare il pallone l'ATF e ci riesce. Ha tentato la galoppata sulla corsia di sinistra il numero 3 Gaeta. Va per battere la rimessa laterale ancora una volta Smeraglia. Mantiene il pallone in gioco Smeraglia. Riesce a recuperare la palla l'ATF però. Ancora lotta accesa per il possesso. Prova a lanciarsi nuovamente l'ATF sulla corsia di destra, tutto regolare per il direttore di gara, nonostante l'intervento sembrasse abbastanza brusco, e adesso infatti si ferma tutto. L'arbitro va ad accertarsi delle condizioni del ragazzo, che sembra rimanere momentaneamente a terra. Da questa prospettiva non si riesce a vedere molto. Sembrerebbe che proprio il numero 9 Arcoraci abbia subito una piccola botta.
Fortunatamente il ragazzo si rialza, non sembra essere nulla di grave. Nel frattempo altro lancio lungo. Recupera un altro interessantissimo pallone la TF sulla corsia di sinistra. Lotta per il possesso il numero 11 della TF e prova a farsi strada tra le linee difensive rosanero che allontanano come possono il pallone. Ancora possesso TF che prova a farsi strada. Nel frattempo recuperano il pallone in rosanero che optano per un lancio lungo costretto ad uscire dai pali Geraci che allontana, poi ferma tutto il direttore di gara. Invita tutti a salire Geraci, che poi va per il lancio lungo, intercettato di testa dai rosanero. Recupera un altro interessante pallone la TF, poi palla che rotola in fallo laterale. Ancora pallone tra i piedi della TF, che prova a farsi spazio. Dopodiché contatto in aria, tutto regolare secondo il direttore di gara, che lascia correre. Nel frattempo lotta per tenere in gioco il pallone, smeraglia. Ferma tutto per il direttore di gara. Inizia a soffiare un po' di vento qui al velodromo Paolo Borsellino, il che sicuramente non renderà la vita semplice ai ragazzi in campo. Nel frattempo lotta di possesso tra le due squadre nella metà campo rosanero. Altro intervento che l'arbitro ritiene regolare. Va a recuperare il pallone il solito Smeraglia. Va per la battuta della rimessa laterale, dopodiché pallone tra i piedi del numero 3 che serve in mezzo ai compagni, dopodiché difesa della TF che prova a allontanare come può e ci riesce. Provando a ripartire sulla corsia di destra. Rosanero che però riagganciano il pallone. Palla ancora tra i piedi della TF che prova a galoppare sulla corsia di sinistra, poi pallone che rotola oltre la linea, sarà dunque rimessa laterale, subito battuta dai rosanero che lanciano verso i compagni in campo. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Palla ancora una volta tra i piedi di Arcoraci che prova a lanciare per il numero 11 e poi afferra con le mani l'estremo difensore Brusca che subito si appoggia ai compagni. Errore nel passaggio, TF che scorta il pallone fuori al campo. Lo va a raccogliere Ficarotta che batte la rimessa laterale. Altro pallone spedito in mezzo, afferra senza particolari problemi Brusca, che poi lancia lungo. Ancora lotta di possesso a centrocampo. Fanno la meglio i rosanero stavolta,
che si appoggiano sulla corsia di sinistra. Smeraglia che prova a lanciare il pallone, sbaglia il tempo però, palla che rotola dunque in rimessa laterale. Va a recuperare il pallone ancora una volta Ficarotta, che scambia con il compagno e poi crossa in area. Ancora una volta pallone facile tra le braccia di Brusca, che va per lanciare lungo, sbaglia però il passaggio, intercetta il numero 10 Cavallaro. Poi pallone che viene recuperato dal numero 11 Piazza. Ancora palla tra i piedi dei rosanero. Ancora pallone tra i piedi di Smeraglia, che prova per vie centrali, che continua a guadagnare metri sul campo, dopodiché tenta quello che forse era un tiro, che va a sbattere sulle maglie della TF. Pallone che termina in rimessa laterale. Va a recuperare il pallone il solito Smeraglia. Grossa Smeraglia in mezzo. Pallone che viene respinto semplicemente da Geraci. Grande rischio, ancora palla in aria, dopodiché la difesa ci mette una pezza. Lotta sul pallone Arcoraci. Tutto regolare per il direttore di gara che non fischia. Ancora pallone tra i piedi di Arcoraci che prova a lanciare il numero 11, poi intercetta la difesa rosanero, che allontana e vede di lanciare verso Gaeta. Dopodiché recupera un altro interessante pallone la TF, che prova a ripartire. Ancora possesso rosanero. Lotta sul pallone tra le due squadre. Riesce ad avere la meglio stavolta la TF, che può provare a ripartire, dopodiché passaggio non compreso da parte del compagno, palla restituita ai rosanero. Ancora possesso rosanero con il pallone tra i piedi di Gaeta, che prova a farsi strada tra le linee e ci mette una pezza incredibile Geraci, per un pallone che, nonostante non fosse particolarmente forte, ha cambiato traiettoria durante il tiro. È riuscito ad allungarsi con tutto il corpo Geraci per mettere il pallone in calcio d'angolo. Arriva dunque il corner per i rosanero. Corner battuto corto, perché scambio con il compagno, pallone che va in mezzo e poi viene allontanato dalla TF, che può provare a ripartire tra i piedi di Arcoraci, che opta per il lancio lungo verso il numero 11, che ci arriva sul pallone e che si ritrova a tu per tu insieme ad Arcoraci con il portiere, che stavolta non riesce a trovare il gol che avrebbe raddoppiato il vantaggio della TF. Grandissima occasione per la squadra di casa di raddoppiare. Si dispera Arcoraci, ottima prova anche di Abate, che con la sua cavalcata aveva costruito l'azione. Rimane dunque sul risultato di 1-0 il match. Ottimo intervento da parte di Brusca, che ci ha messo un'enorme pezza, che evita un pesante 2-0 che sarebbe potuto arrivare al minuto 15, il che sarebbe significato una strada estremamente in salita per gli ospiti. Gioco momentaneamente fermo, ma dà di nuovo il via al direttore di gara. Smeraglia va per battere la rimessa laterale, non trova nessuno però. Altro pallone fuori, altra rimessa laterale sempre di Smeraglia, che va per lanciare verso i compagni. Ancora una volta trova solo maglia nero-rosa. Va per uscire Brusca, che allontana come può il pallone.
un po' troppi palloni in campo. Va a recuperare uno dei tanti Ficarotta che va per battere la rimessa laterale. Altro pallone che rimane in gioco, però lotta Arcoraci sul pallone e si guadagna un'altra rimessa laterale. Va Ficarotta che batte verso Arcoraci, che prova a farsi strada. Palermo che prova a ripartire, dopodiché numero 4 che rimette il pallone in mezzo. Ci aveva provato Cacioppo. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara per un intervento ritenuto falloso ai danni del numero 6 Arculeo. Si ripartirà dunque da una punizione in favore dell'ATF. Lancia lungo l'ATF a cercare i compagni in area. Trova però la testa della difesa rosanero, ma attenzione! Tentato un tiro da parte dell'ATF che prova a sbattere sulle maglie rosanero, che adesso possono provare a ripartire tra i piedi di Gaeta. Ancora Gaeta, prova a recuperare Ficarotta, mantiene il possesso del pallone Gaeta, dopodiché numero 7 dell'ATF che riesce a riagganciare il pallone e a servirlo per Arcoraci, scusate. Palla che termina in rimessa laterale, va per battere subito Ficarotta. Ancora possesso TF, poi recuperano i rosanero che provano a ripartire e parte la cavalcata rosanero per vie centrali. Ancora possesso rosanero che provano il tap-in e ancora una volta proverbiale Geraci che non si fa prendere alla sprovvista e mantiene sicura la sua porta. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 20° minuto di gioco, mancano dunque 15 minuti più recupero alla prima metà di gara, al termine della prima metà di gara. A recuperare il pallone il solito Smeraglia. Ancora un'altra rimessa laterale. Lanciata verso Gaeta, che prova a farsi strada tra le difese nero-rosa, che però ci mettono ancora una volta una pezza. Sarà dunque un altro calcio d'angolo in favore del Palermo. Va a recuperare il pallone il solito Smeraglia e a posizionarlo nella zona della bandierina. Va per battere, pallone che rimane in aria. Ancora possesso rosanero che però si appoggiano dietro perdendo qualche metro. Ancora rosanero sulla corsia di destra che possono provare ad andare per vie centrali, ci provano e guadagnano un altro calcio d'angolo. Ancora un altro corner per il rosanero che vanno per battere, intercettato dalla difesa dell'ATF e poi ancora una volta Geraci ci mette una pezza in tuffo sulla spizzata di testa del Palermo. Altro calcio d'angolo dunque battuto, allontana Geraci con i pugni. Ancora pallone in aria, stavolta allontana la difesa dell'ATF, ma attenzione, ancora pallone in aria, provano a farsi strada i rosanero, ci riescono ma ancora una volta Geraci non si fa trovare impreparato. Ottima prestazione finora quella
sfoggiata dall'estremo difensore della squadra di casa. Altro lancio lungo, ci arriva prima la TF che con un ottimo cambio di direzione riesce ad agganciare il pallone e a ripartire. Ancora pallone tra i piedi della TF, si fa più di metà campo il numero 5 Guercio. Nel frattempo pallone che viene recuperato dai rosanero, tenta il tiro il numero 9 Schirò, palla che non trova neanche di molto lo specchio della porta e dunque viene recuperata da Geraci. Che posiziona il pallone e si prepara per una rimessa dal fondo, invitando i compagni ad avanzare. Battuta la rimessa, pallone intercettato dai rosanero in una zona pericolosa del campo. Lotta Schirò per riagganciare il pallone, attenta però la difesa della TF che allontana. Tutto regolare secondo il direttore di gara, nonostante ci sia stato un intervento che appariva almeno da questa prospettiva abbastanza ruvido. Nel tempo pallone tra i piedi di Smeraglia che prova a farsi spazio e poi ferma stavolta il direttore di gara. Punizione da una zona abbastanza interessante per il Palermo. Alla battuta va il numero 2 Barone. Smeraglia va a sussurrargli qualcosa all'orecchio, dopodiché si allontana. Rimane sul pallone Barone. Va per battere Barone, che va per il tiro. Ci arriva però Geraci che rimane attento e ancora una volta ci mette una bella pezza. Tiro abbastanza centrale, non particolarmente difficile, ma l'estremo difensore continua a farsi trovare molto attento. Nel frattempo altro recupero interessante da parte della TF che può provare a galoppare, dopodiché lancio lungo dalle parti di Arcoracio che serve di tacco il numero 11 Abate. Ottima prova finora da parte del numero 9 Arcoraci, ma anche grandissima prova soprattutto di gamba da parte del numero 11 Andrea Abate, che grazie alla sua cavalcata aveva costruito quasi il raddoppio da parte della TF. Arriva un altro lancio lungo, ci arriva però la difesa rosanero che subito prova a far ripartire i compagni. Pallone tra i piedi del numero 8 che tenta il tiro da fuori aria, abbastanza fuori misura, ci aveva provato Mancino. Cronometro nel frattempo che continua a scorrere, siamo al 27° minuto di gioco, 1-0 il risultato in favore della TF. La squadra di casa ha sbloccato il risultato già a partire dal 4° minuto grazie a un gol di pregiata fattura da parte del numero 9 Arcoraci, che ha sorpreso l'estremo difensore rosanero con un pallonetto. Nel frattempo altro pallone interessante tra i piedi della TF che prova ad andare per vie centrali, attenta però la difesa rosanero.
Ferma tutto stavolta il direttore di gara per un intervento falloso. Ferma ancora una volta tutto il direttore di gara per la troppa fretta con cui è stata battuta la punizione. Battuta la punizione. Altro recupero per la TF che prova a lanciare lungo per i compagni proposti in avanti. Ci arrivano prima i rosanero però. Altro pallone letto bene da parte della difesa rosanero che lo spedisce in fallo laterale. Pallone interessante dalle parti di Arcoraci, poi scontro abbastanza duro tra l'estremo difensore rosanero e il numero 9 Arcoraci, autore del gol che ha sbloccato la partita. Sono andati a scontrare i due giocatori e rimangono momentaneamente entrambi a terra. Entrano gli assistenti di entrambe le squadre. Ancora tutto fermo. Inizia a rialzarsi Brusca. Sembra iniziare a fare lo stesso anche Arcoraci. Si danno la mano entrambi i giocatori e iniziano a darsi una sistemata per riprendere la gara. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere, siamo quasi al 30° minuto di gioco. Sempre 1-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. L'arbitro dà il via e si può riniziare da una rimessa dal fondo. Ancora possesso Palermo. Ancora Palermo che prova a farsi strada tra le difese della TF, che però riescono ad allontanare il pallone e provano a ripartire, ma rosanero che insistono e poi optano per il tiro che però non trova lo specchio della porta. Geraci che va al solito a recuperare il pallone, si prepara per la rimessa dal fondo. Lancio lungo che viene intercettato da Gaeta, che poi prova a servire i compagni in aria e ancora una volta Geraci ci mette una pezza e afferra il pallone, lo tiene stretto tra le braccia. Batte Geraci, tiene il pallone in gioco Smeraglia, lo aggancia però Genovese che si appoggia ad Arcoraci, poi ritorna sul pallone Genovese, recuperano il pallone i rosanero che con Gaeta provano a scattare sulla corsia di sinistra, ancora Gaeta, riesce però a metterci una pezza il numero 2 Ficarotta.
che manda il pallone in fallo laterale. Va per battere Smeraglia, scambia con il compagno in area, ancora pallone tra i piedi di Smeraglia che prova a crossare in mezzo per i compagni e poi pallone che rimane ancora in aria, Gaeta lo rimette in mezzo e poi la TF allontana, ma attenzione, altro pallone pericoloso dalle parti di Geraci, altro tiro, ancora una volta Geraci in tuffo allontana, ma attenzione, pallone rischiosissimo che scheggia il palo. Minuti al cardiopalma per la TF prima di tornare in spogliatoio. Ottima prova da parte dell'estremo difensore, ma anche da parte del reparto difensivo tutto della TF, che sta mostrando veramente poche disattenzioni e un'altissima concentrazione. Va per battere Geraci, pallone che rimane pericolosamente in aria, ancora palla tra i piedi di Gaeta, poi arriva Smeraglia che si appoggia ai compagni dietro, palla tra i piedi del numero 10 nero-rosa, poi pallone recuperato dal Palermo che può provare ad andare per vie centrali. Altro pallone recuperato, lanciato dalle parti di Arcoraci, ci arriva prima però uno dei giocatori in maglia rosanero, subito si appoggia al capitano che prova il tiro, abbastanza facile da afferrare per Geraci, che si prende qualche secondo per respirare e per giocare un pochettino con il cronometro, dato che ormai è prossima la fine del primo tempo. Altro lancio lungo dalle parti di Abate che lotta sul pallone e poi si appoggia al numero 10 Cavallaro che viene trattenuto a terra e fischia il fallo il direttore di gara. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della TF. Quasi tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Arriva il via da parte del direttore di gara che va per battere. Pallone che voleva cercare direttamente la porta, che però non ha trovato lo specchio. Va dunque a recuperare Brusca, che batte dalle parti di Smeraglia. Altro pallone recuperato dalla TF, altro recupero da parte stavolta del numero 4 Vitale, che serve Gaeta che continua a galoppare sulla corsia di sinistra e poi opta per il tiro. Ancora una volta Geraci ci arriva, finito anche il primo minuto di recupero nel frattempo. Lancio lungo, va per il pallone Arcoraci, seguito dal numero 10 Cavallaro. Pallone in mezzo, allontanato dalla difesa rosanero. Altro lancio lungo per il rosanero. Non si fa trovare disattento Cacioppo che con il tacco allontana, e lì che l'arbitro ferma tutto.
gioco momentaneamente fermo, qualche contestazione da parte di Rosanero rispetto alla decisione del direttore di gara. Si ripartirà comunque da una punizione in favore del Palermo. I Rosanero avrebbero forse voluto che il gioco continuasse e che l'arbitro desse vantaggio. Nonostante questo il fischietto ha fischiato e ci si prepara dunque per la battuta del calcio di punizione. Quasi tutto pronto, dopo la battuta di questo calcio di punizione potrebbe arrivare il duplice fischio che chiuderebbe il primo tempo. Pallone che va a sbattere sulla barriera, ma attenzione, ancora possesso Rosanero che provano ancora una volta il tiro. Ci arriva Smeraglia sul pallone che prova a rimetterlo in mezzo per i suoi. Allontana ancora una volta la TF e arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Termina sul risultato di 1-0 il primo tempo del derby cittadino tra TF e Palermo FC. Match valido per il campionato Under 14. Ci rivediamo dunque all'inizio del secondo tempo. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Che prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo. Finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia Ferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la possibile di testa, prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo
ancora per il Camarat, colpo di testa di Osagie, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato. È 0-1 al Comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-0-11, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce. Conclusione sul primo palo. Zummo, dopo una deviazione, deve mettere il pallone in calcio d'angolo. Poi un quarto d'ora dalla fine, mischia e scaramucce davanti alle due panchine ne fanno le spese. Da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi. Chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-0-11 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine, con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al Comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-0-11 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Vega, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa, e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza Stassi, forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri, Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio, Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico passò il pallone, pizzolato, pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare, e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta.
Pallone che spiove sul secondo palo, Stassi! E arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Serie di finte, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Becca, cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato, Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone, 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare, vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica. Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF Palermo, match valido per il campionato Under 14, una bella carrellata di cambi per i rosanero, compreso un cambio in porta, esce infatti il numero 1 Brusca, entra al suo posto il numero 12 Biondino, dopodiché ad entrare anche il numero 18 Marco Corona, il numero 14 Errante Cesare e il numero 13 Oddo Gabriele. Si aspetta solo il fischio di inizio da parte del direttore di gara per iniziare il secondo tempo di TF Palermo. Fischio d'inizio che arriva in questo momento, primo possesso per i rosanero, che hanno dato una bella rinfrescata alla propria formazione iniziale. Ad entrare nei vari cambi anche il numero 15 Scafidi Giacomo, che ha toccato poco fa il suo primo pallone all'ingresso in campo. Tempo lancio lungo, intercettata dalla difesa della TF, ci arriva Geraci, estremo difensore della TF che sicuramente è reduce da un primo tempo a dir poco impeccabile, diverse le azioni che hanno costretto una sua uscita, sempre impeccabile, che ha mantenuto la propria porta inviolata. Nel frattempo prova ad affondare il colpo il Palermo sulla corsia di destra, ferma tutto per il direttore di gara per un intervento irregolare. Match che sin da subito si è fatto in salita per i rosanero, che hanno subito gol da parte della TF già a partire dal quarto minuto di gioco, grazie a un pallonetto di Arcoraci che ha sorpreso l'estremo difensore Brusca
frattempo pallone in aria per i rosanero che tentano il tiro, ancora una volta si fa trovare presente Geraci. Va per il lancio lungo Geraci. Aggancia il pallone il numero 11 Abate, che poi scarica sul numero 10 Cavallaro, che si prende una punizione interessante sicuramente. E lui stesso sistema il pallone e si prepara per battere. Va per prendere la rincorsa Cavallaro. Nel frattempo 2 uomini in barriera per il rosanero. Si appresta al tiro Cavallaro, che va a cercare subito la porta, poi costretto a smanacciare il numero 12 Biondino. Altro pallone in aria, allontanato di testa dalla difesa rosanero. Poi ferma tutto il direttore di gara ancora una volta. Altra punizione in favore dell'ATF. Rimane momentaneamente a terra uno dei giocatori nero-rosa, che però si rialza, fortunatamente non sembra essere nulla di grave. Quasi tutto pronto per la punizione, battuta ancora una volta a cercare la porta, stavolta troppo alta. Pallone che termina sul fondo. Va a recuperare il pallone Biondino. Possesso rosanero, provano a farsi strada tra le linee dell'ATF, si fanno trovare però molto attente, recuperano il pallone e già subito provano a ripartire sulla corsia di sinistra. Ancora un altro scatto del numero 11 nero-rosa, che prova a farsi strada tra la difesa del Palermo e opta per il tiro, che va a sbattere però sulla muraglia difensiva della squadra ospite, che recupera il pallone e prova a ripartire. Altro recupero interessante da parte dell'ATF, che si appoggia a Cavallaro. Intervento ottimo in scivolata da parte della difesa rosanero, che può provare a ripartire sulla corsia di destra. Non si intendono i compagni, però riescono a recuperare il pallone. Ancora pallone tra i piedi dei rosanero, con il numero 7 che opta per un cambio gioco. Palla che rimane tra i piedi dei rosanero, che fanno un po' fatica ad entrare tra le linee dell'ATF. Dopodiché cross che va dalle parti di Verdone, che lotta sulla bandierina. Dopodiché ottiene una rimessa laterale. Arriva un cambio nel frattempo per l'ATF. Ad entrare il numero 13 Francesco Miceli. Si ripartirà da una rimessa laterale per i rosanero.
finisce facilmente tra le braccia di Geraci, che invita tutti i compagni ad avanzare. Continua la cavalcata nero-rosa sulla corsia di sinistra, pallone che va a finire in mezzo e che finisce però tra le braccia di Biondino, che facilmente raccoglie e poi il lancia lungo per i compagni. Altra ripartenza interessante per i rosanero sulla corsia di destra, pallone ancora tra i piedi del numero 7 Verdone, e poi scarica verso dietro, palla che arriva al numero 15 Scafidi, che si appoggia alla corsia di sinistra. Ancora possesso rosanero, che prova a farsi strada in aria, attenzione, azione pericolosa, è trovato il gol del pareggio, si ristabilisce la parità al velodromo Paolo Borsellino. Si riparte dal 1-1 al velodromo Paolo Borsellino. Situazione di parità ristabilita al velodromo. Adesso, se la squadra di casa vorrà riacciuffare la situazione di vantaggio, dovrà dare il 200%. Frattempo altro lancio lungo, stavolta impreciso, non trova nessun giocatore con la maglia rosanero e palla che sfila in rimessa laterale. Prova ad uscire dalla propria area la TF, nel frattempo altro cross che arriva. Ancora possesso Palermo, che prova a farsi strada. Si riparte da una rimessa laterale in favore della TF. Voleva qualcosa di più Verdone, forse. Mostra gli artigli adesso il Palermo, che inizia a pressare anche molto alto e a disturbare gli avversari. Non sembra volersi affatto accontentare del pareggio la squadra rosanero. Non è da meno però la TF, che prova subito a reagire, pallone che però viene intercettato dai rosanero, che adesso riprovano a riproporsi in avanti. Ancora possesso rosanero, che provano con un cross in mezzo, pallone interessante in aria, prova a sedare la difesa della TF, dopodiché intervento ritenuto regolare da parte del direttore di gara, che lascia correre, poi cannonata da fuori area che scheggia la traversa, grande rischio per la TF. Va a recuperare Geraci il pallone. Arriva nel frattempo un cambio per la TF. Ad entrare stavolta il numero 14 Cristian Avella. Invece si trasforma in un doppio cambio, perché entra anche il numero 15 Alessio Milici. Rimessa dal fondo di Geraci. Altro pallone recuperato dai rosanero, che provano a farsi strada
ci mettono una pezza i giocatori della TF che provano a ripartire. Ancora un'altra cavalcata per i rosanero che si trovano in aria, stavolta non riesce ad arrivarci Geraci ed arriva il gol che ribalta completamente la situazione. 1-2 in favore del Palermo. Nonostante si sia esteso in tuffo, stavolta non è riuscito a metterci una pezza Geraci. Si ribalta completamente la situazione. 1-2 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Rosanero che con la boccata d'aria fresca dei cambi forse dell'inizio del secondo tempo hanno drasticamente cambiato il loro approccio alla partita e continuano ad attaccare la porta. Ancora una volta il tiro, stavolta però non trova lo specchio della porta. Arrivano altri cambi per i rosanero. Ad entrare sono il numero 16 Mule Christian e il numero 20 Seranella Salvatore. Arriva il cambio anche per la TF, entra il numero 16 Mandalari Salvatore. Si riparte da una rimessa dal fondo di Geraci. Altro pallone intercettato dai rosanero che si trovano di nuovo a tu per tu con la porta. Perché stavolta Geraci ci arriva in tuffo e afferra il pallone. Arriva la rimessa dal fondo. Pallone agganciato dall'appena entrato numero 16 della TF. Poi spedito in fallo laterale. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 50° minuto di gioco. Poco più di 20 minuti al termine del secondo tempo della partita, più chiaramente eventuale recupero dato dall'arbitro. Si riparte da una rimessa laterale battuta dai rosanero, che provano a cavalcare sulla corsia di sinistra nuovamente, cercarsi di tagliare qualche spazio. Pallone che riesce ad essere recuperato dalla TF. Che sta avendo non poche difficoltà in questo secondo tempo. Pallone recuperato, sarà rimessa laterale per la TF. Pallone interessante per il Palermo che prova il tiro e può provare di nuovo e arriva il gol del 3-1. Rimonta completata e anche più per i rosanero. Che dopo una situazione di sofferenza
durata nel primo tempo della partita. Hanno uscito non poco gli artigli in questa seconda metà di gara. Nel frattempo prova ad arrivare la risposta dell'ATF, che con il numero 16 si presenta alla corte di Biondino, pallone che poi viene allontanato in calcio d'angolo. Quasi tutto pronto per la battuta del calcio d'angolo. Battuto il corner, intercettato dalla difesa rosanero che allontana. Rimessa laterale per l'ATF, che va per il lancio verso i compagni, allontana di testa il numero 14 errante. Batte la rimessa laterale Avella a cercare i compagni proposti più centralmente. Lotta sul pallone Arcoraci. Ci arriva però prima Carini, che poi si limita a scortare il pallone verso la rimessa laterale. Ancora possesso TF. Poi ferma tutto il direttore di gara per qualche trattenuta di troppo. Punizione battuta. Ancora pallone tra i piedi dei rosanero, che provano a galoppare sulla corsia di destra, poi vanno per vie centrali. Pallone che viene recuperato dalla TF, e non vuole certamente lasciarsi in balia di questo secondo tempo sfoggiato dal Palermo. Si riparte dai piedi di Geraci. Serve il compagno sulla corsia di destra. Grande rischio da parte del numero 3 Zacco. Si riparte da una rimessa laterale fuori della TF. Intercettata di testa dai rosanero, che provano ancora una volta a proporsi in avanti. Stavolta aggancia il pallone per l'ATF. Pallone ancora tra i piedi dei rosanero. Lotta di possesso tra le due squadre. Altro pallone interessante stavolta tra i piedi del numero 20, che viene fermato in maniera regolare secondo il direttore di gara. Sbraccia un pochettino Seranella, che avrebbe voluto qualcosa in più. Nel frattempo pallone ancora tra i piedi di Errante, che poi serve i compagni. A tu per tu il numero 10 con Geraci, che segna ancora un altro gol. Numero 10 Alessandro Messineo. Si arriva sul risultato di 4-1 al velodromo Paolo Borsellino. Arrivano altri cambi per l'ATF. Ad entrare il numero 19 Argano Claudio e il numero 17 Mineo Giovanni Maria.
Si riparte dunque con il risultato di 4-1 al velodromo Paolo Borsellino. Due tempi, due volti completamente diversi in questo match. Pallone tra i piedi del numero 13 della TF che prova a lanciare i compagni, viene poi intercettato a sua volta dal numero 13 rosanero, Oddo. Ancora pallone tra i piedi di Oddo, che prova a lanciare lungo per i compagni, intercetta il lancio lungo il numero 5 Guercio. Si riparte da una punizione subito battuta dai rosanero che provano a lanciare lungo ancora una volta per i compagni proposti in area. Pallone che però termina fuori stavolta. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo. Invece no, si partirà da un calcio d'angolo, scusate. Calcio d'angolo battuto corto. Pallone ancora in aria, poi allontana come può la difesa della TF. Lotta di possesso tra le due squadre, TF che prova ad allontanare come può il pallone. Rosanero estremamente agguerriti, ma prova la ripartenza la TF, 2 contro 1, arrivano le altre maglie rosanero a difendere. Pallone in mezzo e poi allontanato dal numero 14 Cesare Errante. Sta sfoggiando un'ottima prestazione da quando è entrato all'inizio del secondo tempo. Nel frattempo arriva un altro cambio per la TF. Ad entrare il numero 18 Mazzotta Itan. Si ripartirà nel frattempo da una rimessa dal fondo, battuta corta da Biondino, che si appoggia al compagno più prossimo alla sinistra. E sempre sulla sinistra continua il Palermo. Recupera il pallone la TF che prova a rispondere sempre sulla stessa corsia, intercetta però subito il passaggio il Palermo e disinnesca l'azione. E a sua volta risponde subito con un altro lancio lungo che non riesce però a rimanere in campo. Continua a scorrere il cronometro, nel frattempo quasi 61esimo minuto di gioco. Rimessa laterale per i rosanero. Intercettata dalla TF che prova ad allontanare come può il pallone e prova a ripartire sulla corsia di sinistra, palla che però termina fuori. Sarà dunque rimessa laterale in favore della squadra di casa. Prova a lanciare lungo la TF.
Altra rimessa laterale per i rosanero. Che si affidano alle retrovie e ripartono proprio da Biondino. Ancora possesso rosanero sulla corsia di destra che tentano di spingere, poi palla che viene allontanata in fallo laterale da Avella. Provano a battere subito la rimessa. Sale in supporto il numero 14 Errante, poi passaggio un po' troppo forte fuori misura, restituisce sostanzialmente il pallone alla TF e si prepara a battere la rimessa laterale. Pallone riagganciato dal Palermo con il numero 5 Carini, che ha provato per un attimo a costruire. Nel frattempo altro pallone interessante sempre in aria per il Palermo, e poi sfera che rotola fuori dal campo. Rimessa laterale battuta e poi ancora pallone fuori. Altra rimessa laterale per il Palermo con cross che va a finire in aria. Ancora pallone tra i piedi della difesa della TF che poi sfila tra le braccia di Geraci. Ora possesso TF che prova a ripartire sulla corsia di sinistra, palla che però rotola dalle parti di Biondino, che con i piedi serve il compagno alla sinistra. Ancora possesso Palermo per vie centrali stavolta, cambio di direzione e poi passaggio sbagliato che regala sostanzialmente un pallone per la TF che può provare a ripartire sulla corsia di destra, poi intervento non ritenuto falloso da parte del direttore di gara che lascia correre. Pallone recuperato dai rosanero che si appoggiano all'estremo difensore che va per il lancio lungo dalle parti centrali. Ancora possesso Palermo che salta l'uomo e poi prova a ripartire. Disinnesca la TF che allontana. Ancora pallone tra i piedi del Palermo. Ancora possesso Palermo. Si appoggia ai piedi del numero 9 e poi arriva anche il quinto gol per il Palermo. Match ormai virtualmente chiuso. Geraci chiamava il fuorigioco, l'arbitro non era dello stesso avviso. Si riparte dunque dal risultato di 1-5, 66esimo minuto di gioco. Poco meno di 4 minuti al termine del secondo tempo, più eventuale recupero dato dall'arbitro. Nel tempo continua a provare ad affondare il Palermo, afferra Geraci con le braccia, che invita tutti i compagni a salire. Poi rinvia lungo. Ancora possesso Palermo. Che si appoggia a Biondino. Poi scambia col compagno sulla corsia di sinistra. Lotta sul pallone la TF che prova a recuperare il pallone.
lo tiene in campo ma riaggancia la palla il Palermo, che poi vede il pallone spedito in fallo laterale da Guercio. Lotta ancora sul pallone il Palermo, poi trattenuta abbastanza vistosa, richiamata dall'arbitro, sarà punizione per il rosanero. Si prepara alla battuta il numero 16 Moulet. Va direttamente in porta Moulet, ci arriva tranquillamente con le braccia Geraci, che invita al solito tutti i compagni ad avanzare e prende qualche minuto prima di rinviare. Altro lancio lungo, sbagliato il controllo, poi ci mette subito una pezza il numero 14 Errante, appoggiandosi direttamente a Biondino. Ancora possesso Palermo. Continua a scorrere il cronometro nel frattempo e ci avviciniamo al termine del secondo tempo. Staremo dunque a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara. Pressa alto nel frattempo l'ATF. Il numero 20 si trova tu per tu con Geraci che interviene per quella che è l'ultima azione del match. Arriva il triplice fischio, termina 1-5 il match tra TF e Palermo. Il derby cittadino se lo aggiudicano i rosanero con una prestazione completamente opposta rispetto a quella mostrata nel primo tempo, molto più incisiva ed aggressiva. TF che ha comunque poco da lamentare, da rimproverarsi. Ottimo primo tempo da parte della squadra che aveva chiuso anche sopra.